sapete che ho vissuto 24 anni con Ragoni, che secondo me è uno dei più grandi poeti del Novecento. Ho avuto un gran culo. Io avevo scritto i miei sonetti, gli ho telefonato, io ho detto glieli porto in mano perché non mi fido delle poste. Balle! Io tentavo di sedurlo, ma sapevo benissimo che era sposato felicemente con una seconda moglie. E invece ero agitatissima, ho bevuto un whisky sotto casa sua in via Fatte Bene Fratelli 30. Sono salita vestita come una pazza perché avevo una pelliccia degli anni 30, un cappello degli anni 30, sembrava sua madre praticamente. E però avevo questa faccia da bambina e lui apre la porta e la prima cosa che io gli dico: sono ubriaca e devo pisciare. È scoppiato a ridere, mi ha portato nel bagno, gli ho detto non chiudo la porta perché ho paura di restarci dentro. E allora lui: non si preoccupi, no, lasci pure aperto. E poi gli ho dato, mi ha baciato dopo 10 minuti che ero lì. E poi ha letto i miei sonetti e gli sono anche piaciuti. Ho avuto un gran colpo di culo. Però mi ha raccontato un'amica, quando poi lui è mancato, che le ha detto nel 1982: questa volta è per sempre. E così è stato. Lui ogni 10 anni cambiava moglie, con me non l'ha fatto. Quindi insomma, qualche dote devo averla, non so ancora bene quale, ma